La magia del vento fresco sui capelli, quella bella sensazione di fatica mista ad entusiasmo, e ancora sudore, gioia, enorme senso di libertà. In una parola, adrenalina. Ingredienti che sono la bicicletta sa regalare, ma di cui tutti devono poter godere. È il mantra che ha guidato la volontà del Comitato Regionale Sardo della Federciclismo e della FISDIR. Insieme, domenica 23 ottobre, hanno infatti organizzato la giornata paralimpica La Bici per Tutti. Nei nuovi impianti del comparto 8 a Monserrato, chiunque abbia o non abbia una qualunque forma di disabilità fisica, intellettiva o relazionale ha potuto dalle 9 del mattino cimentarsi sui pedali con l'assistenza del personale altamente qualificato messo in campo dal Comitato regionale. Una volta all'anno si parla di inclusione e di integrazione nel Federciclismo Sardegna. Allora sì, si parla di inclusione e integrazione, qualcosa a cui teniamo tanto come Comitato regionale, come Federazione Ciclistica. È un obiettivo che da tempo mi sono prefisso, ci siamo prefissi come Comitato regionale, cioè quello di avvicinare e aprirci al mondo della disabilità. Abbiamo organizzato con la FISDIR, il Comitato regionale della Federazione competente, una giornata in cui i giovani, soprattutto i giovani, potranno avvicinarsi a quelle che sono le proposte rivolte al mondo della disabilità, con l'intento appunto di aprirci, di aprire la mente anche dei nostri tecnici che sono invitati questa sera a un seminario formativo, sia i tecnici che anche i dirigenti, perché comunque l'abbiamo aperto a tutti, appunto con l'auspicio che il germe della sensibilità verso il mondo della disabilità possa portare ad avvicinare sempre più ragazzi meno giovani e meno giovani, meno fortunati. Quella di oggi non è una manifestazione agonistica, eppure sono presenti rappresentanti nazionali della Federciclismo. Ma certo, proprio perché oggi l'inclusione sociale è un qualcosa che accomuna tutti, qualcosa a cui bisogna assolutamente guardare, a cui bisogna assolutamente occuparci attentamente, perché è nostro compito come entità sportive, come istituzioni sportive, doverci rivolgere, come dicevo, a tutti, soprattutto dare una mano, e gli sforzi devono essere proprio indirizzati a chi ha più bisogno e chi fa più fatica a fare l'attività sportiva. Per noi in Federciclismo la promozione è importante tanto quanto l'agonismo, quindi iniziative di questo tipo vanno assolutamente valorizzate, perché come dico sempre io, siamo tutti bravi ad applaudire quando vediamo l'apice della piramide, ma non ci rendiamo conto di quanta base c'è e va costruita sotto quell'apice della piramide. Questa è la base, queste sono proprio le fondamenta, e quindi noi come Consiglio federale ci tenevamo ad essere presenti, a simboleggiare la valenza di una giornata di questo tipo. Poi almeno due ingredienti: la bicicletta certamente si presta anche al mondo del paralimpico, parlo ovviamente delle handbike ma anche delle bici a tre ruote, e poi regala delle emozioni, il vento sui capelli, il fresco che veramente devono provare tutti. Ma sicuramente sì, questi ragazzini e ragazzine devono avere la possibilità di stare a contatto con la natura come la hanno i loro coetanei più fortunati, e noi come società abbiamo il dovere di offrire questo tipo di esperienze sportive, formative e didattiche, quindi sempre promuovere occasioni di questo tipo. Un grazie davvero al Comitato regionale della Sardegna della Federciclismo, presidente Stefano Dessì, che è molto sensibile a questa materia, alla FISDIR, che è la federazione che si occupa della disabilità intellettiva, e al Comune di Monserrato, che ha dato una grossa mano per offrire gli spazi e tutto l'assetto organizzativo. Allora Filippo, questa bicicletta ti piace? Sì. Ma ci vai da molto in bicicletta, ma è tua questa bici? Sì, è mia. È tua e la usi spesso? Sì. Quanti anni hai tu? 10. Oh, e qual è la cosa più bella che ti piace dell'andare in bicicletta? Il vento, andare veloce? Veloce. Vai molto veloce tu? Sì. Ci fai vedere come vai veloce? Vai, dai, facci vedere, vai. Ti aiuto io, via!
Siamo in un'area molto particolare questa, perché di fatto siamo nel cuore dell'area metropolitana, non passa inosservato questo aspetto. Assolutamente, questo è un impianto milionario, bellissimo, che può accogliere tutta la città metropolitana. Dal 2016 che mi sono insediato abbiamo puntato su tutto questo impianto, perché è un impianto importante che prevede non solo una palestra al coperto con più discipline come il basket, la pallavolo, il taekwondo e anche la danza, ma abbiamo poi un impianto bellissimo da calcio dove finalmente siamo riusciti a far tornare le società monserratine, abbiamo riaperto gli spogliatoi che erano chiusi 10 anni, ma tutto l'impianto era chiuso quasi 10 anni. Abbiamo investito denari e tanta pazienza e collaborazione con i tecnici, con gli uffici, però è una grande soddisfazione perché questi impianti ormai stanno funzionando, sono ormai veramente un fiore all'occhiello ormai della città metropolitana. La parte esterna viene utilizzata come grandi eventi, vi ricordo che qui abbiamo ospitato Pintus e proseguiremo anche su altri artisti. Ci siamo aggiudicati 1,5 milioni di finanziamenti, quindi verrà ancora più bello questo spazio. Insomma, io dico, venite a fare sport a Monserrato. Dico anche condivisione, perché mi sembra di aver capito che tante sono le società coinvolte e tutti hanno preso di buona lena il fatto di collaborare tutto insieme per stare qui dentro. Assolutamente, questa è stata forse la mossa vincente, quella di costituire un atti e fare in maniera tale che le società un po' meno economicamente pronte potessero affrontare degli impianti così importanti che hanno dei costi notevoli. Poi l'amministrazione è andata incontro ovviamente alle società, facendo in maniera tale che anche i denari che devono contribuire siano dei denari veramente, non dico irrisori, ma vicino alla loro portata, perché il nostro interesse è quello di riportare lo sport a Monserrato, che ormai stava sparendo, ma soprattutto di rifar partire anche le nostre società sportive, ma tutte le discipline. Infatti oggi è una bellissima giornata di ciclismo non è il primo evento, perché avevamo fatto una bellissima manifestazione alla prima Coppa Ciclocross di Monserrato. Abbiamo sempre il solito Gino Mameli che fa la sua Coppa Città di Monserrato, che avevamo nominato per delle persone purtroppo morte in un incidente stradale, che erano dei appassionati ciclisti. Quindi insomma noi stiamo cercando di attivare tutte le discipline che erano anche storiche qui a Monserrato. Ecco, ciclismo, se dico Monserrato, il cuore del ciclismo campidanese forse è proprio Monserrato? Assolutamente sì, io mi ricordo sempre Gino Bartali che venne qui a Monserrato portato da Gino Mameli, bisogna riconoscere assolutamente, ma oggigiorno non c'è solo Gino Mameli, ovviamente ci sono tantissime altre persone. Ringrazio il presidente della Federazione Ciclistica Sarda, ringrazio anche dei consiglieri come Nicoletta Pibiri, Roberta Gioas, che sono delle appassionate di ciclismo e veramente stanno dando l'anima e mi stanno aiutando come amministratore a portare questi eventi anche qui a Monserrato. Ultimo aspetto, oggi è la giornata dell'inclusione, tanto si parla di inclusione, ma poi nei fatti moltissimo non si fa. Purtroppo è vero, magari si fanno tanti di quei congressi dove alla fine concretamente cosa si fa? Niente. Questa è una risposta all'inclusione, quella di permettere alle persone che purtroppo hanno delle loro difficoltà mentali, psicologiche e anche fisiche di poter fare un'attività sportiva come appunto una disciplina nobile come il ciclismo, che permette a queste persone che sono molto spesso abbandonate o comunque gli si viene detto no, tu hai quella disabilità, quello sport non lo puoi fare. No, è il contrario, invece bisogna aiutarli cercando di farli insegnare o di fargli fare un po' di sport. Il ciclismo è uno sport adatto proprio per il cosiddetto paraolimpico, infatti stasera avremo Akenza che insomma è un pluricampione olimpionico e siamo orgogliosi di riceverlo, e questo è lo spazio giusto per fare questo anche tipo di inclusione. Due gemelli di 10 anni che 2 volte a settimana, viene un attimo qui, 2 volte a settimana all'SD Seguimi a Quarto Sant'Elena, nel frattempo che Emanuele continua a pedalare fanno attività con voi. Come sono? Sono fantastici, facciamo tanta attività, troviamo tante strategie, tanti stratagemmi, perché loro a volte sono un po' pigri, ma basta mettere un po' di musica e loro pedalano al ritmo di musica, fanno un sacco di esercizi, un sacco di attività anche educative sulla circolazione stradale, sui cartelli stradali, quindi stanno imparando a dare la precedenza ai pedoni, a fermarsi di fronte a un ostacolo, fanno tante belle attività, oltre ovviamente cercare di rimettersi in forma e di tenersi sani. Parlavo con Fabrizio Di Somma, ex componente squadre nazionali paralimpiche. Il mantra nell'ambito della formazione, ma con chi opera con elementi di disabilità, è certamente la serenità di gestione di questi profili, senza pensare che queste disabilità esistano.
Sì, noi non ce ne accorgiamo, noi facciamo tante giornate simili a questa dove ragazzi tipici con ragazzi con disabilità stanno insieme e spesso loro stessi per primi non notano la differenza. Si gioca tutti assieme, si fa sport tutti assieme perché comunque il nostro elemento legante è sempre la bicicletta. E si fanno tante giornate anche di socialità, tutti insieme. ACD Seguimi, Quarto Sant'Elena, chi vuole tirar fuori dalle proprie case i ragazzi e portarli da voi, cosa deve fare? Assolutamente, ci contatta al 333 65 78 928, questo è il nostro numero di telefono, oppure su Instagram, Facebook e tutti i social. E niente, noi accogliamo tutti, abbiamo anche una squadra di ragazzi non vedenti che vanno in tandem e ovviamente passano delle belle serate, decisamente alternative. Complimenti. Stamane sul campo, questo pomeriggio in aula. Sì, è così, l'invito in Sardegna è sempre piacevole riceverlo e onorarlo è il minimo. Poi insomma abbiamo visto che l'organizzazione qua è di primo livello e ci sarà la possibilità di provare tutte le biciclette, ma soprattutto in bike e tandem. Speriamo che arrivino tanti bambini per provarlo e poi nel pomeriggio vediamo i direttori sportivi se riescono a recepire il massimo per poter proseguire questa attività che inizia con queste cose. Ecco, capitolo tecnici, la curiosità immagino sia sempre tanta, ma il mantra della formazione in termini di inclusione e integrazione qual è? Il mantra è tramandare, o meglio passare ai tecnici la disinvoltura che devono avere per accettare i ragazzi diversamente abili, per esempio. Naturalmente come tutte le cose nuove ha delle difficoltà iniziali, ma superata quella diciamo più psicologica, la parte tecnica con i direttori sportivi formati dalla federazione che hanno delle caratteristiche virtuose non avranno problemi a far sviluppare questa attività. Alle famiglie invece che spesso tendono a tenere i propri figli con disabilità all'interno delle loro camere, delle loro case, che cosa dire? Cosa dire? Che io nello sport ho trovato prima a livello personale ma poi a livello di rivincita da parte di molti ragazzi dei incredibili miglioramenti della vita, e non parlo di atleti di altissimo livello ma semplicemente persone che hanno iniziato a praticare sport. Quindi portatevi fuori ragazzi, voi siete già campioni del mondo, perché riuscire ad accudire delle persone con grandi disabilità comunque serve veramente una testa enorme e un amore infinito, quindi penso che dovete fare quest'altro sforzo e portarli anche a fare sport. Allora Ludovica, quanto è bello andare in bici? Molto bello, ma seriamente alcune volte riesco a cadere, non so come, anche da ferma. Addirittura? Da ferma? Tanti bambini, non so come, non so perché piangono. Io me ne sto zitta, tipo ora che ho un dolore qua nella gamba, me ne sto ancora zitta, senza piangere. Tu sei anche un po' grande, hai già 10 anni. Sì, quando ero più piccola, quel tempo sono riuscita a trattenere il dolore, perché riuscivo a farmi delle ferite molto più grandi. Tu ti ricordi il primo giorno che sei salita in bici? Sì. Che anni avevi? 7. E cosa ti ricordi di quel giorno? Beh, tante cose, ma non riesco proprio a spiegare. Tipo, riuscivo a... Ecco, ti dico subito. Mi ricordo che avevo provato una certa paura con le discese. Così evitavo, ma col tempo sono riuscita a gestirle. Non così tanto, perché quando ti faccio una discesa con l'antio premo i freni. Ma tu sei felice quando vai in bici? Sì, per il fresco, perché con le gambe mi so che danno pietà.